Per me è un grande onore essere a Palazzo Ferrofini, nella sede del Consiglio regionale del Veneto. È chiaramente la presentazione più importante per me e per questo libro. Giacomo Casanova, La sonata dei cuori infranti, pubblicato da Mondadori, è il mio omaggio a una città che amo perdutamente, ed è Venezia. Io sono di Padova e il protagonista di questo romanzo è Giacomo Casanova, sicuramente uno dei veneziani più famosi della storia, un uomo non solo un seduttore, ma naturalmente anche un letterato, un viaggiatore, un cabalista, uno spadaccino, un amante della cultura, un irriverente, un ribelle e un uomo perdutamente innamorato della propria città, Venezia, dalla quale a tratti era costretto lui a fuggire, perché essendo insomma una figura per certi aspetti ribelle alterava le geometrie di potere della città e quindi per questo rischiava poi di essere esiliato, come avverrà poi, al punto da finire poi ai piombi e dai piombi, dalla prigione dei piombi, riuscirà ad evadere e a scappare. Ripeto, è un grande atto d'amore nei confronti di Venezia, nei confronti del Veneto, come sempre nei miei romanzi, perché il mio tentativo è quello di riportare attraverso le mie storie la memoria e la grande eredità di arte, bellezza e cultura di Venezia e di tutto il Veneto. Ecco perché oggi essere qui per me è un grande onore e una gioia infinita. Un romanzo che analizza sicuramente uno dei personaggi più famosi di Venezia, ma che ha il pregio di calare appunto la storia di questa vicenda in un contesto storico che rispetta effettivamente quello che avveniva, come si comportavano appunto la giustizia veneziana, quello che avveniva nella Venezia del Settecento. Quindi un romanzo storico attinente veramente a quel periodo e che riporta la realtà di quegli anni. Quindi anche un approfondimento che fa assolutamente sempre bene per capire com'era Venezia nel Settecento.